Buonasera a tutti, è con grande piacere che sono qui con voi questa sera. Mi scuso per il ritardo, ma ero in un impegno in un'altra assemblea nel Vicentino, anche lì a parlare di questi temi. E volevo semplicemente dire che è partito un percorso, una strada sicuramente non semplice, ma la difficoltà sarà tale in proporzione al credo che c'è da parte di tutti noi a questo progetto. Se c'è un popolo dietro, se c'è una popolazione che vuole raggiungere l'obiettivo, è suo diritto raggiungerlo, non c'è legge e Costituzione che tenga. Quindi è la nostra convinzione che sarà la garanzia del risultato. Un piccolo risultato l'abbiamo già ottenuto lunedì scorso in conferenza dei capigruppo. Siamo riusciti a far iscrivere all'ordine del giorno, e questa volta non sarà un consiglio che andrà a vuoto, nel senso che non ci sarà più l'alibi di pareri, di commissioni e quant'altro, e è stato convocato legittimamente, quindi il 17 di settembre prossimo 21, Consiglio Comunale, con all'ordine del giorno l'approvazione del disegno di legge per il referendum. E oggi credo che questo è un fatto concreto. La mia preoccupazione è che questa grande occasione sia sprecata, e quindi la mia apprensione di questi giorni è nel cercare di parlare e comunicare con tutti i parlamentari veneti, i consiglieri regionali, coloro che sono chiamati a votare questo disegno di legge, perché possano capire l'importanza che questo riveste. Cioè non è un esercizio folcloristico come qualcuno pensa, questo è un esercizio di alta democrazia. Perché quando si chiede a una popolazione di esprimere liberamente la propria opinione, non si fa altro che ottemperare al principio primo di libertà, che è un principio che è pretercostituzionale, va oltre la Costituzione, anzi viene prima, è condizione sine qua non perché ci sia una qualsiasi Costituzione. Quindi inutile appellarsi, poi sicuramente questi temi ne parleranno persone più esperte di me, che ringrazio per la loro consulenza sempre precisa che mi è stata data in questo periodo. Ecco, quindi l'augurio che faccio, meglio l'invito che faccio, è che i miei colleghi tutti prendano a cuore questa stazione, capiscano che siamo in un momento storico importante e che questo sarebbe il primo atto formale del Veneto di fronte allo Stato italiano, sarebbe una prima posizione, la prima volta che viene preso con un atto legislativo la decisione di dire noi vogliamo decidere sul nostro futuro, o meglio, noi vogliamo decidere sul nostro futuro dando la libertà di attraverso un referendum consultivo, cioè sentendo il parere dei nostri cittadini. In sé per sé è una cosa banale, chi è che può negare ai cittadini di esprimere un parere? Chi è che può negare il diritto di libertà? Però non è così scontato. Ecco, dobbiamo prima di tutto avere noi amministratori la consapevolezza di ciò che andiamo a fare. E quindi ecco l'invito che faccio a tutte le forze politiche che sono anche qui rappresentate e presenti, e tutti coloro che hanno amici consiglieri regionali, di fare formazione e fare riflettere per non perdere lasciare sfumare questa occasione. Lì sarà la prima pietra. Non è concluso il percorso, anzi da lì comincia la sfida, perché è da lì che poi si sveglieranno altri leoni a confrontare con il nostro leone, da lì comincerà la campagna denigratoria, da lì cominceranno a dire che tutte quelle variazioni, ma lì si vedrà se noi crediamo o meno in un percorso che tutti insieme abbiamo avuto il coraggio di dire sì. Perché da lì comincerà la vera battaglia, lì vedremo se c'è veramente un popolo veneto, se questo popolo veneto emerge, ha l'orgoglio e non si fa ancora una volta, tiene alta la testa e la schiena dritta, da lì lo vedremo, e quindi credo che sarà un punto di partenza importante che non potremo comunque perdere. Concludo nel semplicemente ringraziare tutti voi, ecco, ringraziare soprattutto gli amici di Venezia Veneta che in questo periodo mi hanno sempre seguito e anche assistito, ho fatto anche una maturazione, un percorso, e credo fortemente, per chi magari mi ha conosciuto anche in altre situazioni, che oggi un paese in cui viviamo, l'Italia, è un paese che non ha più la capacità di uscire, di riformarsi, è un paese che oggi il futuro, se io ho sposato questa causa, non l'ho fatta così a cuore leggero, ho fatto una profonda riflessione e ho capito che oggi dobbiamo recuperare la dimensione del territorio. Se recuperiamo questa dimensione anche nella politica, nel senso nobile della politica, e quindi dobbiamo ridisegnare tutti i rapporti politici a tutti i livelli, rivalutando
quindi uno Stato che sia vicino ai cittadini, che rispecchia il DNA, che rispecchia l'imprinting, la storia, il modo di vedere, di concepire le relazioni tra l'impresa, l'associazionismo, la famiglia, eccetera, come quei valori che rappresentano il nostro essere veneti. Uno Stato che deve rappresentare questi valori in un contesto più ampio, in un contesto europeo che non è dell'Europa quella attuale. L'Europa attuale è qualcosa che va cestinato. Dobbiamo ricostruire il Veneto per ricostruire l'Europa, ricostruire la Catalogna, quindi stati che secondo una visione totalmente diversa da quella attuale, perché oggi non possiamo pensare che da Bruxelles ci devono dire cose e ci devono imporre leggi come quella. Io parlo perché ho dei valori che forse non so se tutti sono condivisi da tutti, come sull'omofobia, fra altre cose. Non dobbiamo disconoscere alcuni principi e valori che sono alla base, le fondamenta, al di là dell'aspetto, diciamo, trascendentale, ma anche dell'aspetto civile della nostra Costituzione, non quella formale, ma quella sostanziale che fa parte, che è dentro di noi. Non possiamo far modificare queste cose solo perché qualcuno, qualche burocrate, qualche uomo di banca ce lo impone. Prima di tutto la volontà popolare, il sentire popolare, è quella la vera Costituzione, è quello che noi dobbiamo tutelare e portare avanti con orgoglio. Se facciamo questo vinceremo la battaglia. Buona battaglia a tutti.